Solidarietà a Sicilia TV, patrimonio di tutti i favaresi. E questo è il nome del gruppo creato su Facebook a cui centinaia di favaresi e non solo hanno aderito in poche ore. Un gruppo nato spontaneamente nel tardo pomeriggio di ieri dopo l'ufficializzazione della notizia che ha visto il diretto coinvolgimento dell'emittente televisiva dei favaresi. Ideatore del gruppo, un ex amministratore della giunta Airò, Giovanni Moscato, che con nostra gradita sorpresa ha pensato di far sentire la voce degli internauti. Lo scorso 31 dicembre è scaduto il servizio di informazione televisiva che il comune di Favara aveva con Televideo Sicilia Favara, un servizio da sempre rinnovato dalle varie amministrazioni comunali di destra e di sinistra che si sono succedute nel corso degli anni. Sicilia TV con queste risorse economiche riusciva ad andare avanti e lo faceva anche dando voce a tutti noi cittadini favaresi, cosa quest'ultima non prevista dal contratto di lavoro. Adesso il servizio di comunicazione istituzionale del comune, garantito dalla convenzione che annualmente veniva stipulata con Televideo Sicilia Favara, è scaduto e l'amministrazione comunale ha deciso di non rinnovarlo e di ricorrere ad un bando di gara. Dicevamo del gruppo su Facebook, numerosi gli attestati di vicinanza espressi da chi sta a Favara e fuori che si stringono attorno all'emittente televisiva favarese, dicendo a gran voce che Sicilia TV è patrimonio di tutti. Anche la Chiesa con Don Diego Acquisto ha appreso della notizia e, rompendo il silenzio che da qualche tempo si era imposto, prende posizione ed esprime disappunto per quanto sta succedendo. Oltre al PDL dell'onorevole Bosco, si dice dalla nostra parte anche il consigliere comunale Calogero Castronovo. L'onorevole Brandara, fino a qualche settimana fa, presidente del Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo, esprime solidarietà convinta ed affettuosa a Sicilia TV. Anche il nostro maestro Vincenzo Patti, direttore artistico dell'Accademia di Arte e Cultura Legalità di Favara, si augura che tutto possa tornare come prima o meglio di prima. Nella lunga lista non poteva mancare un operatore della scuola come il dirigente scolastico Salvatore Pirrera. Nel corso degli anni, dice Pirrera, Sicilia TV ha erogato un servizio a tutta la collettività favarese, ha aperto le porte del comune ai cittadini e con i suoi servizi ha cercato di rendere trasparente l'azione amministrativa. È l'unica emittente televisiva locale. Perché, dice ancora Pirrera, non continuare con la convenzione? Perché in altri settori si procede con l'affidamento? Sarebbe meglio lasciare continuare a lavorare, conclude Pirrera, chi con molta modestia, ma anche con grande professionalità, ha svolto il delicato compito della corretta informazione. Per altri cittadini questa è l'ennesima vergogna e vorrebbero sapere il reale motivo di questo modo di agire del sindaco. Per il dottor Antonio Patti, ex assessore di una delle 4 giunte Russello, da tutti conosciuto come un uomo impegnato nel sociale e nella cultura, Sicilia TV è uno strumento indispensabile di crescita culturale, sociale ed umana della nostra collettività. Sono fiducioso, continua Patti, e penso che si tratti soltanto di normali intoppi burocratici. Ne so qualcosa per esperienza diretta, dice. Favara ha bisogno di questa voce, senza sarebbe semplicemente impensabile. Anche l'ex vice sindaco della Russello Terre, Lillo Montaperto, ha chiamato personalmente in redazione per mostrarci tutto il suo affetto. Bisogna promuovere e far crescere le cose che sono a beneficio della collettività, dice, non abbatterli. Anche le associazioni favaresi Nicodemo, Beggia Favara, Confraternita Misericordia ed Operatori di Sicurezza, appresa la notizia, si sono stretti attorno alla nostra emittente. Da quando è nata la nostra associazione, scrive Davide Lumia dell'associazione Beggia Favara, Sicilia TV nei nostri confronti si è mostrata, come recita il loro motto, sempre e dovunque disponibile. Per questo il mio auspicio va nella direzione che presto il tutto possa chiarirsi e risolversi nel migliore dei modi. Per Giuseppe Nobile, della medesima associazione, Sicilia TV è ormai un pezzo storico della città di Favara. Da 15 anni l'appuntamento con il TG delle 14 fa parte della quotidianità di molti cittadini e delle famiglie favaresi che attraverso la TV informano e si informano su quello che succede in città. Per Giuseppe Castronovo della Confraternita Misericordia, Sicilia TV si è sempre dimostrata disponibile nei loro confronti, mostrando gratuitamente alla cittadinanza favarese i servizi offerti dalla Confraternita. Anche gli amici e colleghi giornalisti dell'emittente televisiva Studio 98 ci hanno espresso la loro solidarietà.
Anche sul nostro portale siciliatv.org numerosi sono stati gli attestati di vicinanza. È veramente assurdo, scrivono, se il sindaco non ci sta più con la testa, dov'è la giunta tutta? Che cosa fa il consiglio comunale? Spodestare il paese di una risorsa giornalistica come Sicilia TV è un'enorme perdita. Sindaco, ne hai già fatto tanti di errori, non faccia anche questo. Ed ancora scrivono, se il vostro servizio ha provocato così tanta rabbia da volervi eliminare, vuol dire che avete centrato l'obiettivo, cioè quello di aver fatto vedere all'intera comunità in quale stato pietoso versa la città di Favara. Bravi! Questi sono alcuni dei messaggi arrivatici in redazione attraverso mail, Facebook e telefonate. L'emittente favarese ringrazia tutti per lo straordinario calore che ci state dimostrando in queste ore. Sicilia TV rimarrà sempre e dovunque con voi.